mi sono portato la sedia. Piuttosto vi piace come sono vestito? Piace? Mi trovate in forma? Informato sì però, Se volete informarvi pure voi, io se mi avvicino leggete ancora meglio. No, meglio di no, perché sennò poi c'è qualcuno che fischia, io preferisco l'applauso. E se vi interessa c'è pure l'inserto. Ma questo non è un inserto qualsiasi, questo è famoso, io ci sono andato pure in televisione, ma in televisione dico in Rai, addirittura alla 7, per me questo gilet è il massimo Gillette. Vabbè, no, vi spiego il motivo per cui vado in giro vestito così, è che mi fanno fare il comico, ma io non sono comico, io sono una persona seria, tant'è vero che mi sarebbe piaciuto fare il giornalista, non ci sono riuscito, però essendo come dire, un imitatore, e quando voglio diventare un giornalista posso sempre imitarne uno. Il primo che mi viene in mente, per esempio, è Bruno Vespa, che è il classico giornalista che tu lo vedi serio fuori, ma dentro quanto ci gode quando può dare le notizie di disgrazie, di catastrofi, di cataclismi. Non a caso fa una trasmissione per Testimoni di Geova, porta a porta. Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. Tra poco a porta parleremo della strage di Zanzare a Mosca. Ne parleremo anche se si tratta della mia concorrenza, essendo Vespa. Ma prima una notizia purtroppo drammatica riguarda il giornalista Giuliano Ferrara, che è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato da sua moglie, la quale si è poi giustificata dicendo era l'unico modo per farlo secco. Oppure c'è un altro giornalista, quello che è il direttore del TG La 7, Enrico Mentana. Buonasera da Enrico Mentana. Veniamo subito a una notizia dall'interno. 10 detenuti sono evasi dal carcere di Rebibbia. l'11° non c'è riuscito perché i suoi complici gli avevano detto di aspettare un secondino. E vabbè. Ma poi c'è un altro giornalista che a me mi viene da ridere ogni volta che penso che questo fa il giornalista, che è Luca Giurato. Buonasera a tutti, che bel pubblico stasera che vedo. Non c'è nessuno. State tutti a casa. Bene, io scusate se ogni tanto mi sbalgio a parlare, però poi mi correggio. Un saluto a tutti dal vostro Luca Girato. E poi ci sarebbe un altro giornalista, quello che si alliscia i baffi, come si chiama? Come si chiama quello che si alliscia i baffi? Maurizio Costanzo. Buonasera, grazie. Buonasera, questa sera abbiamo un ospite speciale, un ospite con le palle. Mia moglie! Che non c'è sta mia moglie, allora passiamo invece a presentare una donna. Cristiano Malgioglio! Che manco Cristiano Malgioglio c'è sta. Allora mi dicono che c'è un giornalista che non te capite se uomo o donna. Piero Angela, uomo o donna, Piero Angela, proprio servirebbe appunto questa sedia, eccola qui, questa sedia che proviene direttamente dal negozio di Cicciolina, ma ricordate Cicciolina, la ricorda lei? Dica la verità, ultimamente ha aperto un negozio, dopo essere stata aperta per tanto tempo lei, ha aperto un negozio di sedie, di poltrone, divani, sgabelli, insomma tutta roba per sedere. È pronto Piero Angela, vai con la sigla! Buonasera e benvenuti nel mondo di Quark. Questa sera avrei voluto parlarvi dei pesci. I pesci con le spine seguono la corrente, gli altri vanno a batterie. Ma preferisco invece parlarvi di una specie di animali che quando non volano stanno sempre in mezzo a noi, gli uccelli. Ci
ci sono vari tipi di uccelli, uccelli maschi e uccelli femmine, ad esempio il fringuello che sente il bisogno della fringuella, il passero che sente il bisogno della passera, la gazza che sente il bisogno del... Ma c'è un uccello in particolare che viene considerato il responsabile della nascita dei bambini. Questo uccello, che inizia con la C, si chiama cicogna. Qualcuno invece dice che dipende dalla, diciamo, che i bambini nascono sotto i cavoli, quindi cicogna o cavolo. Ultimamente si è stabilito che invece dipende dalla donna, se prende la pillola. Se la prende, allora i bambini nascono col cavolo. Però c'è un giornalista che mi sono tenuto per ultimo, è il giornalista che mi ha dato molta notorietà, o forse io l'ho data più a lui, non lo so. È un giornalista che ogni volta che lo imitavo, soprattutto qualche anno fa, tiravo fuori questi occhiali e poi prendevo la rincorsa per salutare e poi così dicevo: salve, la domanda nasce spontanea. Perché gli sposini per il viaggio di nozze preferiscono recarsi in una zona di mare? Per paura che altrimenti il matrimonio possa andare a monte? La risposta è: non lo so. Salve, da Antonio Lubrano e da Gabriele Marconi.